La Treviso Mare è una delle strade più pericolose della Marca, non mancano i fiori e le croci sui cigli delle carreggiate a ricordare chi lungo questa strada ha perso la vita. Eppure ci sono automobilisti che mettono a rischio la propria vita e quella altrui. Sono stati approntati dei servizi preventivi al fine di bloccare condotte sconsiderate pericolose da parte di alcuni utenti della strada che mettono in pericolo l'incolumità delle persone. I carabinieri hanno così intensificato i controlli di posti di blocco nelle arterie maggiormente trafficate che portano alle località marittime e montane. Sarà un weekend, quello di Ferragosto, blindato sulle strade per evitare, se possibile, gli incidenti stradali. Saranno servizi intensificati, in particolare con l'ausilio dei motociclisti, dell'equipaggio dei motociclisti, il quale permette un controllo più agevole e anche veloce in caso di intervento nell'interesse del cittadino. Questa è stata un'estate nera sul fronte sinistri, a volte anche mortali. I servizi finora che sono stati eseguiti purtroppo già nelle scorse settimane ci hanno permesso di monitoraggio, ci hanno permesso di accertare diverse violazioni da parte di alcuni utenti della strada, violazioni che riguardano principalmente la velocità eccessiva e sorpassi purtroppo, ahimè, pericolosi e azzardati. In 15 giorni sono state ritirate ben 10 patenti di guida, alcune per sorpassi azzardati, 2 per guide in stato di ebbrezza. Non solo, ma sono scattate anche sanzioni pecuniarie, arrivando fino a 10 punti tolti agli automobilisti pizzicati in manovre pericolose. Abbiamo constatato che prendono tutte le categorie, dai giovani ai padri di famiglia, donne, uomini, quindi purtroppo diciamo, gli utenti sono svariati, non c'è una categoria specifica. C'è da prendere coscienza che bisogna rispettare le norme e soprattutto guidare in sicurezza nell'interesse di tutti quanti. Automobilisti avvisati, le strade saranno presidiate per permettere ai cittadini di trascorrere giornate in tranquillità e in sicurezza.